cosa che non c'entra molto, ma c'entra in qualche maniera, che la stampa nazionale ha dato la notizia di un pesantissimo esposto contro la responsabilità della Banca d'Italia per quanto riguarda la vicenda dei rovesci bancari anche del nord Italia. Volevo sapere un attimo voi come avevate accolto questa notizia. Ma per conto schifo, finalmente. Sì. E d'altra parte il nostro ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo va in questa direzione, non indagare le persone eventuali violazioni dei diritti umani, nella gestione delle banche, nella distruzione del risparmio, ma grazie proprio alle violazioni che sono state compiute dagli organi di controllo che hanno fatto un lavoro. Quindi a novembre, quando si andrà a decidere, non è compito dell'opposizione, ma è compito del Presidente della Repubblica e del Primo Ministro da decidere sull'eventuale rinnovo di incarico a Visco. Non piange. No, dovrebbe andare a trovarsi un lavoro. Grazie. Grazie.